Le situazioni viste lo scorso fine settimana non devono assolutamente ripetersi. Le parole dell'assessore alla sicurezza di Padova, Diego Bonavina, suonano come un out-out. Se in questo fine settimana ci dovessero essere nuovi assembramenti, non ci saranno più giustificazioni. Chi non rispetta le regole pagherà le sanzioni. Dopo il vertice in prefettura, tutte le forze dell'ordine verranno messe in campo su strada e con pattuglie a piedi per vigilare sul corretto uso della mascherina e per evitare ogni tipo di assembramento. Triplicati anche gli uomini della polizia locale che vigileranno nelle zone del centro, in particolare sulle piazze. Scene come quelle viste sabato scorso in Piazza delle Erbe non si devono ripetere. Lo step successivo, dice Bonavina, è la chiusura del centro storico. Se le cose non vanno come devono andare, dovranno essere presi dei provvedimenti più drastici. Quindi ecco perché parto da qui per dire che dobbiamo far di tutto per evitare dei provvedimenti più drastici, perché a nessuno piace di chiudere una piazza, di chiudere addirittura una città e da questo punto di vista diamoci una mano tutti quanti, cerchiamo magari di non uscire così tanto per uscire, usciamo se ci sono delle necessità, è un sacrificio che chiediamo. Da venerdì notte entrerà in vigore l'ordinanza regionale che invita ad evitare le passeggiate nei centri città. Le sanzioni per chi non rispetta le regole possono arrivare anche a 1.000 euro. Sorvegliati speciali anche i locali, loro sono responsabili di ciò che accade nei plateatici. All'interno del plateatico, all'interno del locale, la gestione è degli esercenti e quindi a loro va un grido d'allarme di darci una mano, perché i primi a rimettercene saranno loro quando ci saranno le chiusure più maggiori rispetto a quelle che sono adesso.